Allora, stiamo andando a comprare una cintola. Un attimo. Stiamo andando a comprare una cintola. Io mangio, ragazzi. Lei mangia, tanto per cambiare, guardate qua. All'animo della salute. No, ho mangiato prima. Ho mangiato prima. Bignè, anch'io. Ma io con la crema. Proprio ora deve passare questo per pubblicità. Osservate come magna. Tanto magna sempre, quindi Non devo essere fame. chi la conosce ormai ha l'abitudine. Dopo tu mi conosci. Quanto mangio al giorno, sa? Dunque, prima molto di più, ora un pochino meno, ma comunque sia sempre nei canoni classici. Guardate questo meraviglioso parcheggio. A pagamento con la cassa chiusa. Poi ci persi il pullman, io a piedi. A corsa. Come a piedi, per arrivare alla stazione neanche ci vuole. No, perché ogni tanto non sapevo dove la stazione da qua. Poi torno al corso e via. È vero! Dai Paola, dai un morso. C'è solo una cosa più veloce della vista, il cellulare. Allora, Italia 1. Comunque, facendo un discorso serio, io una volta ho letto un link bellissimo che diceva sì, viva le grasse, le magre lasciamole gli archeologi. Io non so, basta. Ma te non ma non sei manco anorestica, Paola. C'è l'osso grosso. Sei l'ossa grosse. So se. Guardate quanti rosmarini. Infatti io faccio la torcietta. No, con quelli non te lo consiglio. No, A pisciare il cane. Guardate. Proprio non ce la fa a mangiare questo panino. Questa è una grata che ci stiamo passando sopra. fatto, muoio. Io ho appena comprato un libro che costava una mazza. Una mazza sul groppone. Ah, una mazza, guarda, Anche a te, Cazzo. da una parte meno male, che ti devo dire? Ho fatto un test. Ma quale? Quelle di Parasis? Questi licenzi, ok. Quelle di Parasis. Oggi troverai il ragazzo. Comprare un bel ragazzo. E basta, gli ho fatto una Damaschi. Basta mai. No, io invece ho fatto. Cosa hai esclamato Dio quando ti ha creato? Uah! Con questa faccia fai proprio ridere. Però ho fatto quello lì della. Cosa pensa la tua amica? Sì, ho visto, te l'ho proprio commentato. A me però mi dà. Consenti lì dei dati, però non mi visualizzavo un cavolo. Non mi visualizzavo la faccia. C'ho la mia connessione che è più veloce di un bradipo morto. Infatti quando ho fatto con te sparisci. Ma però solo con te non si sa. Ma quello è il destino della vita. Una persona intelligentissima, oltretutto non più di più giovane età, può passare con la musica a volume a palla. Un bel palinaccio ci vuole, un bel pino, anche una testa. Ci vuole? Sì, a te. Paola, lo sai che l'estate fa massa? No, nuoce gravemente alla salute? Sì. E lo sai che fa venire anche i bollicini? Io conoscevo una persona tipo che l'aveva uno nella gamba. Si può dire, si può raccontare? Sto mangiando. Vabbè, ma tanto un po' di maionese in guasta. Insomma, se l'ha schiacciato, io ho visto l'obrido. Aspetta. Ciao! Ciao amico! Clear... No, c'è scritto Clear Ancient. Allora, questa è una via del cazzo dove ci stava una testa di cazzo. Che devo sempre però, Eh? Che devo sempre. E passa il tempo, devo andare al butto.
Sì, anche io ci andavo a parlare finché poi dopo non dava a vedere che gli stava parecchi smaroni, che gli amici andassero a trovare. E quindi, come dire, lui lo fa come baglioni e si lava dal cazzo, non da coglioni. I coglioni sono più in basso. Ti levi dal cazzo, gli levi un peso, e comunque non so cosa stia riprendendo esattamente. Forse il panino. Questa persona, siccome era troppo gentile, tutti gli amici che aveva a scuola l'hanno abbandonata. Non ho capito niente. No, prego, non sto mangiando. Devo sputare la gomma. Comunque, dicevo, Ho detto. Ti vedo che ancora tutti gli amici miei. davvero? No! Io dico... C'era una Ma che di Shenzhen che ho trovato. Sì. Ti saluta. mi saluta, cavolo, all'ultimo messaggio non ho anche più risposto. Vabbè, come ho scritto nel mio dati personali, se c'è una cosa che detesto sono le persone che ti salutano quando poi non ti ricordano manco come ti chiami. Allora, quanti minuti siamo? Siamo a 6 minuti e 41. Ti do ancora sto panino. No, si vede il panino. Oh, porca maiala. Cosa c'è il bidone? Lo stomaco come la botte. Osservate adesso l'azione di civiltà massima. Apre il bidone, butta la carta. Sì, e chi se ne frega. Paola? Non vale D'altra parte, come si sa, le cose rosse non vanno mai. Il rosso difetta. E comunque, come ti stavo dicendo, Paola, ti devo dire una cosa. Ho appena visto la testa di cazzo. Vieni via, vieni via. È importante. Come commessa. Come, no, aiutante, come cacchio si chiama? Stai guardando? No, però spero di no. Anche perché se venisse a dirci ciao, come state? E ti direi ma levati di culo. Sa bello andargli lì e fargli uè, bordella, Quello, come stai? cucina a rinfornire. Non lo so, come fai? Vuol dire uè, bambina, ti sei rincoglionita. Comunque, stiamo quasi per arrivare alla nostra meta. Lei ha quasi finito il panino. Io ho quasi finito i coglioni. Io siete, vado al bar e ti diretto la testa. Dov'è il bar tanto per essere? No, dopo c'è quello lì che si mette a chiacchiera per un'ora. No. Come c'è più? Perché? Dove conosco io? Eh. Non so più dove. Attraversiamo la strada, vediamo se facciamo la fine di un gatto. Non c'è la contanta. Non c'è la contanta. Guarda che di solito... Proprio pesce. Fritto. Buono. No, ma aspetta, ancora. Così prendo Ah, la chimera. Ah, ecco dov'è la chimera. L'unico come potete vedere, l'unica cosa a cui sta a pensare questa ragazza è il cibo. Io mentre mangio sto felice. Scusate. Chi non lo è, giusto le povere malate. Un piatto di spaghetti, un piatto di roba, oddio. Oddio no, ci sono le calorie, ma va a cagare, va. Devo andare a buttare. Si vive una volta sola, raga, oh. Io sono invitato la persona e dice oddio, non mangiare perché ti fa male. Ma vaffanculo. Come un salame. Anzi, come il prosciutto. Io mi chiedo una cosa.
No, questa è una cosa seria, non è una cacchiata. Ma questa gente che lotta continuamente per essere in linea e bla bla, quanto potrà essere felice? No, andiamo a battere. Ormai dobbiamo finire la ripresa. Cioè, quanto sarà mai felice? Si fa stop? Saluta? Ciao a tutti.